È la manifestazione che ha segnato la storia e la crescita della moderna gelateria e dell'attività delle migliaia di gelatieri che, partiti dalle vallate bellunesi, hanno aperto le loro botteghe in tutto il mondo, ma è anche un evento che ha contribuito a fare crescere il tessuto economico e sociale di un territorio devastato dalla tragedia del Vajont e che doverosamente deve essere ricordato per il lavoro e la partecipazione attiva delle tante persone di Longarone e del Bellunese che sono state per tanti anni il motore della mostra del gelato. Venerdì nella sala consiliare del municipio di Longarone serata a Marcord dedicata alla Mostra Internazionale del Gelato che quest'anno compie 60 anni. Penso che siano momenti soprattutto di riconoscenza e gratitudine verso coloro i quali hanno ideato questo evento, che è diventato il più importante ovviamente nel mondo del gelato artigianale, esclusivamente nel mondo del gelato artigianale internazionale. Quindi per noi è sicuramente un motivo d'orgoglio poter organizzare anche questo momento, che è un momento di ricordo, di memoria. Non un mero evento fatto di scambi commerciali, ma un momento di incontro contraddistinto da veri rapporti familiari. E raccolta è stata la serata che il Comune ha voluto organizzare per esprimere riconoscenza a chi ha contribuito a rendere grande la Mostra Internazionale del Gelato. Targhe sono state consegnate a tutti gli ex presidenti della fiera e anche agli organi di informazione locali, dal mensile Il Cadore ai quotidiani, settimanali e alle emittenti che hanno saputo raccontare con il cuore il significato di un evento conosciuto in tutto il mondo. Il ringraziamento del sindaco di Longarone anche ad Antenna 3. Antenna 3 Nord-Est, è qua e noi All'orizzonte un futuro non facilissimo per la manifestazione, spiega Padrin. La nascita di nuove manifestazioni del genere anche in giro per il mondo sicuramente non facilita. Noi da parte, la nostra forza è sicuramente la storia, ma soprattutto l'affetto che tutto il mondo del gelato artigianale ha nei nostri confronti.